Un esempio dei cambiamenti bizzarri, nella Cameriera Brillante del 56, spettacolo, scena quinta, atto primo, Mantalone c'ha un monologo in cui parla del suo nascente amore per Argentina e dice: «È vero che la mi dice che son vecchio, che la mi dice papà, che la mi dice nonno, ma vedo che la me vuol ben». Diventa, nel monologo allungato di e per Baseggio, vecchio, vecchio, son vecchio, ma non so da brusar. Ho ancora polpa, sugo, sostanza, son mauro, ma non casco ancora. Se non son un pero butiro de prima stagione, sono un pero d'inverno ben conservato, che non ha invidia d'una nespoa dea corona. La colpa è anche mia, che mi trago so un poco massa. Vuoi cambiare sistema? Me vado a petenar. Baseggio autore diretto, assieme all'amico partner Carlo Lodovici, spesso firmano la ventina di copioni che sono rimasti, sono di più probabilmente. Nel 50 e Giuditta aprì gli occhi, che è un copione divertente a sua maniera, perché sembra quasi flirtare col Brecht, che pochi anni dopo verrà lanciato da Strehler, opera da 3 soldi, perché c'è un cieco che riacquista la vista e la moglie, Giuditta, è furibonda perché perde la fonte di sostegno, in quanto mendicante poteva portare a casa il denaro della mendicanza. E ci sono delle sigle divertenti, dei gruppi di finti mendicanti che si contendono, diciamo, la gestione della strada. Una si chiama UMPA, ovvero Unione Mendicanti Periferici e Affini, contrapposta alla UMZC, cioè Unione Mendicanti Zona Centrale. E tra l'altro è divertente qualche aspetto politico del testo. Siamo nel 50, 5 anni dopo la disfatta del fascismo, riacquista la vista Matteo, appunto il protagonista Cesco Baseggio, e gli capitano per caso delle vecchie riviste del regime e dice: «Oh, è sempre dappertutto. Guarda, qua è al balcone, qua c'è Drio a taggiare il fien, qua è in motocicletta». Nel 27 Shylock, ed è il celebre monologo del terzo atto. Noga occhi, un ebreo, nolga man, brasi, gambe, viscere, da uomo, non siamo buoni di voler ben, di odiare, di patir, come fa i cristiani, noi altri. Non mangiamo quello che mangiamo voi altri, non restiamo feriti delle stesse armi, non se malemiamo con i stessi mali, non guarimiamo con le stesse medicine, non sentiamo freddo e caldo d'inverno e di sta come voi altri, E cosa semio allora? Cosa semio? Bestie? Sì, bestie, perché a un uomo voi altri che c'è me cristiano, e quel che non è cristiano è una bestia, e se ne abusei a pelle, ne viene fuori a sangue a noi altri, e se ne frega tarigo e ne ridemio noi altri, e se ne dè un veleno, non morimio dunque noi altri, e se ne tormente, se ne urte in te i nostri sentimenti, non avemio da vendicarme, e va avanti così. E la scena finale del quarto atto, dove praticamente finisce il dramma, perché nel quinto viene tolto in quanto non è più presente Shylock, c'è questa aggiunta
molto umanizzante nei riguardi del personaggio, che sembra quasi, siamo nel 27, anticipare il celebre Mercante di Venezia di Memo Benassi nel 34, che inaugura la Biennale con la regia del grande regista ebreo Max Reiner, e dice: «Me avete tormentato tanto, tanto me avete impenio l'anima del fiele, me avete trattato tutti che fa un can, ma sarà per sta capace ancora di trovare in fondo all'anima una fregola di bontà, me avete tolto anche quella che avevo esto, che diventa proprio un can, senza la mia Jessica, e sviene praticamente, cade per terra. Sempre nel risvolto tragico, un'ultima citazione da uno dei suoi versi, fa quasi un sonetto di 14 versi a rime alternate, Il sopravvissuto, leggo solo il finale, e si sente questo fondo tragico dentro l'animo di Baseggio. Il vero deformato, dissonanza val più di melodia. Che vuoi di più, dolente anima mia? Discendi dunque, misero, incrostato, scafo di nave che non ha più scia, forse laggiù è la pace e l'armonia. Due testi di questo famoso chef in quegli anni, anche autore a tempo perso, trevigiano, Mafioli. 53, il primo è Papa Sarto, dedicato appunto all'ex cardinale, diciamo al Papa che si batteva contro la guerra in qualche modo. E c'è questa dimensione dell'amore, vocazione del vecchio verso i fanciulli, verso i bambini, che ha un tono ambiguamente evangelico, e incontra un ragazzino e vuole quasi invitarlo con orari fissi nei momenti liberi. E dice: le lacrime di un putelo le valde più? Hasta ora e lo manderà qua in giardin a ciappare una boccata d'aria per un'udienza quotidiana col Papa. Anzi, ti potrà venire qua con la pignatela del Magnar. E nel finale del Papa Sarto, un finale in cui muore in scena, con un successo strepitoso al Valle di Roma, siamo nel 53, e poco dopo, tra l'altro, la morte si rialza e il pubblico chiede a gran voce a Baseggio socialista di dare la benedizione, e lui la dà. E si rivolge a Gesù nell'agonia. Sì, Gesù che siamo, vero, la mia vita è vostra, ma abbia pietà di tutti i miei putei. Grazie, che ho sempre cercato di comportarmi come se saresti comportato voi. So ben che non che sono riuscito, ma adesso sono contento così, mi sono in mezzo a sta rovina e la guerra. Assieme che mi metta un pochetto su e a croce insieme con voi. Che dolor, grazie, Signore, grazie. E poi rivolta alle sorelle che l'assistono. No, non c'è niente, putere, non c'è niente, non fai confusione. Andai a chiamare
Mary del Val di Seghe che venga qua perché il Signore se gadegna di ascoltarmi. E infine, nel 62, 9 anni dopo, sempre Mafioli, gli confeziona su misura, a Baseggio, cultore del violino, padre è stato un grande violinista, il Prete Rosso su Vivaldi, e qui c'è di nuovo questa relazione tra il vecchio e il fanciullo, nella parte finale, una soffitta gelida viennese, dove si consuma l'agonia di Baseggio, Vivaldi, Prete Rosso, c'è un fanciullo, gelataio, Pieretto, che lo assiste e sembra quasi che lui esprima il desiderio, il personaggio, ma anche Baseggio, attore, di morire tra le braccia di questo fanciullo. Sembra quasi un Ortis foscoliano alla sua maniera. Leggo soltanto un'intervista di pochi mesi prima, nel 61, quindi pochi mesi prima, al Gazzettino di Venezia, dove ricorda le prove con questo fanciullo e dice: ah, Pieretto, c'era la prima volta che l'avevo fatto recitare in pubblico. Allora lui mi dice, Pieretto, tra un atto e l'altro, ma come devo fare? Cosa dire? E mi niente, figlio mio, soltanto vardime. E nel finale, mentre sta morendo, il fanciullo, sottovoce, piangendo, continua a dire: non staga a morire, non staga a morire.